Se te tagli gli alberi, te taglio a testa. Se tagli gli alberi ti taglio la testa. Ed ora, a distanza di un anno, il Ministero dell'Interno con una lettera risarcisce lo stesso amministratore, o meglio il comune, con una quota sostanziosa. 10.000 euro circa di risarcimento beneficiario il comune di Martellago grazie al fondo per la legalità e la tutela degli amministratori. Ho fatto denuncia ai carabinieri, dalla denuncia poi si è aperto un iter che si è concluso adesso con questo contributo da parte del Ministero, che ricordo è di 5 milioni a livello nazionale, poi viene suddiviso nei comuni appunto che hanno avuto atti intimidatori, e Martellago è beneficiario di 10.168 euro appunto da rivestire nella legalità. Le minacce di morte da parte di ignoti ad agosto dell'anno scorso e contro la decisione del primo cittadino di abbattere alcuni alberi per motivi di sicurezza in quanto ammalorati. Stiamo eseguendo dei lavori di ripristino di via Olmo, un rifacimento di marciapiedi, dove abbiamo dovuto abbattere dei pini Pino spineo, che tra l'altro avevano anche una verifica da parte dell'agronomo e erano dichiarati che non erano più stabili, quindi penso che sia stata fatta la cosa più giusta. Dopo il primo abbattimento di 3 alberi abbiamo trovato questo cartello su un albero ancora che era in piedi. E da qui le minacce di morte e la conseguente denuncia con il sindaco che si è ritrovato per mesi e da un giorno all'altro, suo malgrado, anche sotto scorta. Obiettivamente trovarsi i carabinieri fuori di casa che ti aspettano quando arrivi a casa, soprattutto con una figlia piccola, da giustificare non è facile, quello posso dire che non è stato semplice. Ad oggi resta ancora avvolta nel mistero l'identità dell'autore o degli autori delle minacce di morte.